un'emozione grandissima che voglio condividere con tutta la mia comunità. Io mi sono raccomandato a Papa Francesco di ricordare la comunità trevigiana nelle sue preghiere, in generale tutti i cittadini del Veneto, quindi condivido con la mia comunità questo momento davvero bellissimo. L'emozione del sindaco di Treviso, prima volta vis-à-vis con un pontefice. In Vaticano a guidare come presidente ANCI la delegazione dei sindaci veneti con Francesco Rucco, Jacopo Massaro e Maria Rosa Pavanello, assieme ai primi cittadini di tutta Italia. Papa Francesco incontra i sindaci e li ringrazia. La vostra presenza è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti, ha sottolineato Francesco. Siete stati un punto di riferimento nel far rispettare normative a volte gravose ma necessarie per la salute dei cittadini. E non ha rinunciato all'ironia. Mi è piaciuto molto il suo paragone dicendo: io prego per voi, ma voi pregate per me, perché in fin dei conti sono anch'io sindaco della Chiesa e quindi sono anch'io chiamato a gestire le problematiche che ogni giorno voi vivete nelle vostre comunità. Tra le parole chiave del pontefice e sindaci, poveri e periferie da tenere sempre come obiettivo per non lasciare nessuno indietro, ma non solo. È stato davvero un momento bello, anche quel richiamo alla pace sociale, invitando tutti ad affrontare i momenti, soprattutto quelli più difficili, all'insegna della solidarietà e della fratellanza. E credo che siano parole davvero importanti che ci hanno toccato nei cuori e soprattutto hanno gratificato i sindaci per il grande impegno che ogni giorno riversano nei loro territori. Quella pace sociale rotta dall'odio di questi mesi, una ferita da ricucire in fretta. Da par suo, il sindaco di Treviso ha chiesto al Papa un pensiero speciale per la Marca. Io mi sono raccomandato a Papa Francesco di ricordare la comunità trevigiana nelle sue preghiere, in generale tutti i cittadini del Veneto che sono reduci da un periodo davvero complicato.